il mare. Ora saranno andaste galline. Non le non le hai in casa. Ecco, però devi chinarti strada un po' di più perché no, aspetta, ma non è tanto il davanti che interessa a Menato, ma quanto che la Bettia dà il meglio ma dove la lavatrice? Lo sai perché Menato, scusa, Sa maestro qual è il problema? Che la Bettia ha una, diciamo, ha un certo peso, bene, è entrata nella parte. Allora, nell'epoca inchinati un po', così. Che bene, anche un più di basso. Siamo nel 5. Allora, Menato vede Bettia e la prima cosa che fa non è che le guardi i piedi, ma vede questo bel sederone e allora dice: Dio vi aiuti comare, e le appoggia una mano. La appoggia no, no, la tocca proprio. Dio vi aiuti comare. Quando Bettia sente la mano, no, sta ferma perché dice non si sa mai chi è. Dice è amico, nemico, non si sa. Donna abituata a ben altro. Meglio però allora si alzerà di scatto quando sente la voce Dio vi aiuti. Allora, mano, e tu stai ferma, non sai, puoi guardare, eventualmente guarderai, dovrai guardare il pubblico, ma chi è? Sì, perché uno sente a mano sul